Non amare è il primo passo per uccidere, lo ha detto il Papa questa mattina all'udienza incentrata sui comandamenti. Anche insultare, ha aggiunto, vuol dire spegnere la dignità di una persona. Il sinodo sui giovani è entrato nella terza fase, dall'analisi alla sintesi. Per i vescovi è un passaggio delicato in cui dare risposte davanti alle sfide della modernità, centrare il ruolo educante della Chiesa. La sfida delle nuove generazioni è quella di dar vita ad un mondo nuovo. Interessante confronto a tre voci a Chiavari. Per l'ex politico Bertinotti occorre ripartire dall'ascolto e dal dialogo. La carità come cammino di formazione evangelica. In vista della seconda giornata mondiale dei poveri, la Caritas propone un convegno a Chiavari sul tema etica, cura, economia. Premiati gli studenti universitari che hanno proposto idee per valorizzare il giardino di Villa Rocca a Chiavari. Adesso tocca al Comune decidere quali attuare per un rilancio del Parco Botanico. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. All'udienza generale di questa mattina il Papa si è soffermato sul comandamento non uccidere. Sono tante le forme per farlo, ha spiegato. L'ira contro un fratello, ad esempio, viene equiparata ad una forma di omicidio, come anche l'insulto e il disprezzo. Il Papa infine ha invitato ad andare a messa con un atteggiamento di riconciliazione. La sintesi nel primo servizio. Non uccidere è l'appello più importante ed essenziale, è la chiamata all'amore. All'udienza generale di questa mattina il Papa si è soffermato sul senso più profondo del comandamento. Ci sono tante forme, ha detto, per uccidere qualcuno o per uccidere la sua dignità. Per offendere l'innocenza di un bambino basta una frase inopportuna. Per ferire una donna può bastare un gesto di freddezza. Per spezzare il cuore di un giovane è sufficiente negargli la fiducia. Per annientare un uomo basta ignorarlo. L'indifferenza uccide. Così, se uccidere significa distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno, allora non uccidere vorrà dire curare, valorizzare, includere e anche perdonare, ha proseguito Francesco, che ha poi aggiunto: nella vita siamo custodi gli uni degli altri. Anche l'insulto e il disprezzo possono uccidere. E noi siamo abituati a insultare, è vero. Ci viene un insulto come se fosse un respiro. E Gesù ci dice: fermati, perché l'insulto fa male, uccide. Il disprezzo, ma io questa gente, questo lo disprezzo. E questo è una forma di uccidere la dignità della persona. Bello sarebbe che questo insegnamento di Gesù entrasse nella mente e nel cuore. E ognuno di noi dire: ma non insulterò mai nessuno. Torniamo ora a parlare del Sinodo dei Giovani, che è entrato in una fase delicata e conclusiva. Il lavoro sinodale è stato bello e ricco di spunti, ora per i partecipanti si rende necessario dare le prime risposte alle tante sollecitazioni. Un tema centrale è quello di educare alla fede, ruolo che vede la Chiesa come protagonista. Oggi c'è stato il consueto briefing nella sala stampa vaticana, sentiamo alcuni degli spunti che sono emersi. Dall'analisi alla sintesi, il Sinodo dei Vescovi sui giovani sta affrontando questa fase delicata in cui le tante sollecitazioni messe a fuoco nel corso del lavoro sinodale occorre dare delle risposte. La preoccupazione dei padri sinodali non è tanto quella di stendere un documento quanto quella di essere testimoni di un avvenimento, un impegno che viene chiesto anche ai giovani di tutto il mondo, portare la gioia del Vangelo soprattutto a chi è lontano. Cosa fare con la gioventù? Cosa possiamo fare perché i giovani cristiani possano andare agli altri giovani che non conoscono Cristo o che sono a distanza, che hanno forse perduto la fede, per portarle la gioia di essere cristiani, di essere discepoli di Gesù e fare da noi questa buona nuova che Dio è con noi. La fase di lavoro iniziata in questa settimana è forse la più delicata. Le risposte che si tenterà di dare richiedono un confronto con i fenomeni che la modernità sta portando. Abbiamo detto che c'è un problema nella trasmissione della fede, dunque come rispondere a questo problema. Abbiamo parlato delle differenze culturali, abbiamo parlato poco, a dire il vero,
credenti di altre fedi, quindi il rapporto tra le religioni, che credo verrà fuori in questa fase. Ecco, stiamo facendo la sintesi, che è quella più difficile da fare, perché fare l'analisi è stato molto affascinante ma anche abbastanza chiaro e lineare. Ora si tratta di dare risposte, come rispondere ai fenomeni che la modernità ci sta portando. Monsignor Pizzaballa ha messo a fuoco poi i temi sui quali ci si concentrerà per la stesura del documento finale, anzitutto la necessità di una Chiesa educante sul piano della fede. I temi su cui dovremo focalizzarci di più sono innanzitutto il fatto che la Chiesa deve diventare luogo di educazione originario alla fede. La famiglia non trasmette più la fede, quindi la Chiesa deve, nelle sue varie strutture, movimenti, associazioni, diocesi, parrocchie, deve educare alla fede, e questo passa attraverso la testimonianza. Rimaniamo in tema perché proprio in occasione del Sinodo dei Giovani e a 50 anni dal movimento del 1968, la diocesi di Chiavari ha proposto un dialogo a 3 voci con relatori che hanno portato la loro diversa esperienza. Il docente Enzo Arnone, l'ex politico e sindacalista Fausto Bertinotti, il giovane sacerdote e insegnante Don Federico Pichetto. Sentiamo cosa è emerso. La sfida è quella di scoprire un mondo che non è ancora stato scoperto. L'incontro a 3 promosso a Chiavari dall'Ufficio Scuola e Pastorale Giovanile della Diocesi ha messo in risalto diversi punti di vista che hanno trovato una convergenza nel dare speranza e slancio alle nuove generazioni. L'eredità del Novecento, fatta di sfide vinte da completare e sfide perse da provare ad affrontare nuovamente, trova nel movimento del 68 un momento cruciale. Il 68-69 è stato come una sorta, secondo me, di riassunto delle grandi puntate precedenti, il tentativo di riattivizzare l'idea della rivoluzione. Questa intera epoca è stata, secondo me, oggi sommersa dall'avvento di quello che chiamiamo capitalismo finanziario globale, il macchinismo, le nuove tecniche scienze incorporate, fino all'intelligenza artificiale. L'altro angolo visuale è quello dei giovani adulti, nati nell'illusoria visione di un mondo pronto ad accoglierli per poi essere lasciati nell'incertezza del futuro di una realtà in crisi e priva di certezze. Chi è che ha tradito il sogno della nostra giovinezza? E dall'altro il farsi largo di qualcosa che io capisco che non si capisca, ma che è interessantissimo. Cioè questo mondo senza certezze, questo mondo senza evidenze è il mondo dove tutto si può scoprire di nuovo. Il sogno cullato da tutti è quello di restituire il desiderio di poter rilanciare la sfida partendo da alcuni punti cardine. Noi abbiamo bisogno di molta capacità di ascolto, di attenzione, di dialogo. Il mondo degli adulti oggi è un mondo scosso, porta sulle spalle i segni di una sconfitta storica. Può rianimarsi, ma lo può fare solo nel dialogo e nell'ascolto. Le associazioni Pro Vita e Generazione Famiglia hanno proposto un manifesto contro l'utero in affitto. Nell'immagine si vedono 2 uomini con un bimbo in un carrello, tatuato di codice a barre, accompagnato dall'emblematica scritta «Due uomini non fanno una madre». Sul tema interviene proprio il sacerdote diocesano Don Federico Pichetto, che propone una riflessione sul sito ilsussidiario.net. Lo vediamo, 2 uomini non fanno una madre, è vero, ma dare battaglia non fa incontrare nessuno. Nell'immagine, nel messaggio c'è una verità, scrive Don Federico Pichetto: per quanto la giurisprudenza e il legislatore vogliano riconoscere i diritti alle coppie omosessuali, niente potrà sostituire il dato biologico e affettivo della maternità. Il punto però, prosegue il sacerdote, è proprio qui. Quali sono le condizioni migliori perché questo giudizio elementare sia riconosciuto come vero? Agli occhi degli estensori del manifesto sembra sia chiaro che è la lotta, il conflitto, l'unico luogo dove la verità possa emergere ed essere riconosciuta. Si potrebbe obiettare, prosegue Pichetto, che tale lotta è stata iniziata da tutte quelle organizzazioni che in questi anni hanno orchestrato campagne ad hoc, ispirate a singoli casi divenuti bandiera della causa. Anche su questo niente da eccepire, ma, ripeterlo non fa male, quali sono le condizioni migliori in cui un dato di realtà può essere affermato e riconosciuto come vero? Risponde dunque Don Pichetto: tutta la fatica di questo strano tempo non sta nel combattere una qualunque guerra, ma nel porre le premesse perché gli uomini e le donne di buona volontà si possano incontrare, perché i desideri e le risposte di tutti possano germogliare in un rapporto, in una relazione che strappi da
dall'individualismo e offra una risposta alle domande più vere sul destino e sulla vita. Come si fa a vivere oggi nel mondo di oggi? Come si fa a riscoprire la verità in un tempo in cui tutto sembra negarla? Occorre, la proposta di Don Pichetto, riaprire uno spazio paziente di incontro, di libertà, di amicizia, di cammino. Uno spazio che è molto più ampio dei 6 metri per 3 di un manifesto. Uno spazio dove tornare a guardarsi e a dire io con verità. La diocesi si prepara a celebrare la seconda giornata mondiale dei poveri in calendario per il prossimo 18 novembre. Nel solco di quanto emerso dalle linee programmatiche annunciate dal Vescovo lo scorso giugno, la Caritas diocesana propone un momento di approfondimento che si svolgerà venerdì alle ore 21 nel Salone di Casa Marchesani a Chiavari con il convegno sul tema Etica, Cura, Economia. Interverrà la dottoressa Mariella Enoch, presidente dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Sentiamo l'intervista di presentazione. Il convegno Caritas 2018 intende dare attuazione alle linee programmatiche frutto del cammino sinodale in diocesi. L'obiettivo è formare ad una carità evangelica che non sia solo generosità verso l'altro. Da qui il tema di approfondimento: etica, cura, economia. Questo impegno grande di coniugare insieme Vangelo e attenzione alla storia. Ecco che allora il titolo del convegno è Etica, cura ed economia, cioè la cura, la prossimità diventa il punto fondamentale per la responsabilità personale, ma anche diventa il fondamento per la responsabilità sociale. A guidare l'incontro sarà Mariella Enoch, presidente dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, la cui riflessione cercherà di coniugare economia e prossimità. Lei ha un'esperienza nell'ambito di manager sanitario, ma negli anni passati ha contribuito molto nella diocesi di Novara al rinnovamento conciliare, lavorando nell'ambito specialmente della catechesi, e quindi ha un'esperienza non soltanto ecclesiale, anche manageriale internazionale, che ci aiuta proprio a cogliere anche un po' i modi nuovi con il quale mettere insieme le esigenze dell'economia con la prossimità. Il convegno Caritas introduce il tema scelto dal Papa per la seconda giornata mondiale del povero. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Il messaggio del Santo Padre ed un sussidio frutto del lavoro svolto insieme all'ufficio liturgico e all'ufficio catechistico saranno consegnati alle comunità. Perché tutte le dimensioni dell'esperienza ecclesiale sia orientata a cogliere come il povero, dice il Papa, è il primo evangelizzatore della nostra vita. Ci evangelizza un atteggiamento profondo del cuore che si fida di Dio. Apriamo la pagina ora delle notizie amministrative, riparliamo della Astore di Casarza Ligure. Quello del trasferimento dell'azienda non è un problema solo della Val Petronio, è una vicenda infatti che interessa tutto il territorio della città metropolitana e del Levante. È stato ribadito a più voci nel corso della seduta congiunta dei consigli comunali di Casarza Ligure, Sesti Levante, Castiglione e Moneglia, al termine del quale è stato votato un ordine del giorno che chiede la convocazione di un tavolo ministeriale. Sentiamo. È un problema che coinvolge non solo il nostro territorio inteso come Casarza e Tigullio, ma anche tutta la città metropolitana. Sì, certo, io sono qua delegato dal sindaco metropolitano Marco Bucci, che mi ha detto appunto di venire, ascoltare con attenzione e poi riferire. Io ho ascoltato con attenzione e riporterò al sindaco metropolitano tutte i passaggi dei sindaci e degli amministratori che sono intervenuti perché Città Metropolitana, per quanto di competenza, possa andare avanti e fare quello che deve fare. Sul tema del lavoro c'è massima convergenza di tutte le anime dei consigli comunali. E questo è un dato di fatto che si è verificato nel passato in battaglie come quello per la Fincantieri, ma che si verifica anche in questa occasione, e questo ritengo sia davvero un valore aggiunto. Su questo tema non ci può essere differenziazione, perché non è solo in gioco la problematica di 55 famiglie, pur enorme le difficoltà che dovranno incontrare per recarsi sul posto di lavoro, ma c'è la difficoltà che se future eventuali assunzioni difficilmente potranno riguardare i nostri giovani se il posto di lavoro sarà a Casella o a Bologna. Massima solidarietà. Certo, massima solidarietà come sempre per le aziende del nostro territorio, perché ci sono lavoratori che appartengono a tutti i comuni, e proprio per questo che noi siamo impegnati per riuscire a portare avanti questo problema. Noi dobbiamo combattere, mantenere le realtà produttive nel nostro territorio. Approverò il Consiglio Comunale di Chiavari, approverà
presumo all'unanimità, perché qui non si tratta di destra, sinistra o centro, ma di buon senso, un ordine del giorno in cui il Comune di Chiavari vorrà mantenere la ditta Astore nel nostro territorio. Ci sarà un tavolo tecnico a livello ministeriale, il Comune di Chiavari farà la propria parte come comune capofila. E oggi il senatore del PD Vito Vattuone ha presentato un'interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, nonché Vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Vattuone ha chiesto l'attivazione di un tavolo ministeriale per affrontare il caso Astore, come emerso dal Consiglio congiunto di lunedì sera. Il senatore ha chiesto inoltre quali strategie e iniziative il Ministero intenda prendere per scongiurare il trasferimento dei lavoratori. Andiamo sul nostro sito teleradiopACE.com. Oggi pomeriggio infatti all'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante si è svolto il primo incontro del tavolo del turismo, che ha visto la partecipazione di numerosi comuni del Tigullio. A scriverlo il sindaco Ghio sulla propria pagina Facebook. L'obiettivo, dice Valentina Ghio, è quello di impostare un percorso di lavoro e di territorio condiviso che guardi al turismo a 360 gradi, dai servizi agli aspetti promozionali, alle manifestazioni, alla cultura, ai trasporti. Il territorio dunque intende lavorare insieme per progettare un unico marchio e un piano strategico per il Tigullio. L'incontro di oggi ha confermato la volontà dei sindaci di lavorare insieme, partendo da aspetti di più facile approccio, come appunto le manifestazioni o il patrimonio culturale. Il prossimo appuntamento del tavolo del turismo sarà martedì 6 novembre e sarà aperto anche agli operatori di settore. A Sesti Levante il consigliere di minoranza Marco Conti ha presentato un'interrogazione in cui chiede lumi sulla situazione finanziaria del comune. L'amministrazione, spiega Conti, ha acceso un prestito di 30.000 euro per sostenere i lavori di spostamento di un'uscita di sicurezza del parcheggio Sant'Anna, una cifra che generalmente viene coperta con risorse proprie. Alcuni mesi fa, ricorda ancora, è stato acceso un prestito di 60.000 euro per l'illuminazione pubblica di San Bernardo. Secondo il consigliere, questa scelta rappresenta un segnale di difficoltà e scarsa virtuosità. Di qui la richiesta di chiarimenti. E ora veniamo a Chiavari. Si è concluso il percorso che ha visto alcuni studenti universitari impegnati nel redigere progetti per rivitalizzare il giardino di Villa Rocca. Ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione, ora toccherà al Comune approfondire gli elaborati per un rilancio del Parco Botanico. Siamo andati a vedere. Valorizzare il parco di Villa Rocca affinché i chiavaresi e non solo possano riavvicinarsi e riscoprire elementi oggi nascosti. È la base di un lavoro durato 6 mesi, un concorso di idee che ha visto la collaborazione di comune e università, dove gli studenti hanno elaborato progetti per individuare soluzioni di rilancio del parco praticabili e poco costose. Quanti ragazzi hanno lavorato a questi progetti? 23 ragazzi, di cui un ragazzo italiano che però che studia alla Technische Universität di Berlino e quindi anche lui ha avuto l'opportunità di conoscere un parco che assolutamente non ignorava, non aveva mai visto in vita sua. Dopo vari sopralluoghi, i ragazzi che arrivano da varie parti d'Italia, dato che il corso di laurea unisce più atenei, si sono accorti subito di come il giardino conservi traccia delle varie epoche, aspetto che deve essere sfruttato. Cosa suggerite di fare per valorizzare questa risorsa? Ad esempio cercare di organizzare eventi e manifestazioni che ci sono a Chiavari, nella città, magari cercare di realizzare all'interno del parco, potrebbe essere il primo passo per riavvicinare la società al parco, che ne ha bisogno, c'è proprio bisogno di riavvicinarsi al verde, alla città, al parco, deve essere un tutt'uno. Ora il Comune valuterà i progetti e approfondirà quelli più percorribili. Ci è piaciuto molto quanto sia importante che il visitatore abbia una percezione del parco molto chiara nella sua globalità dei percorsi e delle aree da esplorare, diciamo, e da visitare. Questo sarà oggetto di approfondimento soprattutto per creare una cartellonistica e un elemento di individuazione dei percorsi di cui oggi siamo carenti. Intanto a breve partiranno i lavori alla storica villa. In questi giorni è stato firmato il contratto tra il Comune, la Sovrintendenza e la ditta che ha vinto l'appalto. Spero già nel mese di novembre si potrà vedere l'apertura del cantiere. Al reparto cellule staminali del centro trasfusionale del San Martino di Genova si è verificato uno scambio di sacche destinate al trapianto di midollo. Così una delle sacche è stata trasfusa erroneamente ad un paziente a cui non era destinata. Il paziente per fortuna sta bene e ha chiesto di mantenere il massimo riservo. I medici d'altra parte stanno attuando tutti i provvedimenti per prevenire ogni possibile danno o reazione avversa. La direzione dell'ospedale ha già avviato tutte le procedure per verificare la dinamica del fatto e accertare eventuali responsabilità.
ed è prevista nei prossimi giorni un'ispezione da parte dei NAS, del Centro Nazionale Trapianti e del Centro Nazionale Sangue per verificare le procedure e i protocolli in uso presso il centro. I carabinieri del nucleo investigativo di Polizia Ambientale e Forestale hanno colto in flagranza di reato un falegname che stava bruciando gli scarti della lavorazione del legno, considerati rifiuti speciali. È successo vicino ad una frazione di Rapallo durante i normali controlli del territorio. Gli scarti del legno infatti contengono sostanze sintetiche come colle e vernici e con la combustione emettono nell'ambiente sostanze tossiche. Per questo motivo vanno smaltite in ambienti autorizzati. Il falegname è stato denunciato. Cambiamo argomento e parliamo dei nuovi corsi per l'area benessere del Villaggio del Ragazzo. D'altra parte il settore dell'estetica ha registrato negli ultimi anni una notevole espansione sia in termini di incremento occupazionale sia per quanto riguarda l'apertura di nuove attività. Sentiamo. Wellness and beauty sono le parole chiave di un mercato di successo nel nostro territorio. A partire dagli ultimi anni sono sempre più numerosi i giovani, e non solo, che si avvicinano al mondo dell'estetica. Per questo il Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno propone e organizza 4 nuovi corsi di formazione di qualità volti ad accrescere manualità e competenze. Si tratta infatti, come afferma Rosy Floridia, coordinatrice dei corsi, di una formazione altamente professionalizzante, in grado di rispondere ad ampio raggio e in modo competitivo alle esigenze del settore e di fornire competenze specialistiche ai partecipanti, garantendo una formazione pratica con elevati standard di qualità. I corsi sono rivolti sia a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo campo, sia a coloro che ne hanno già esperienza. Il primo corso è di 70 ore e riguarda un percorso integrativo per allievi con qualifica triennale IEFP di operatore del benessere. Il secondo, di 1800 ore, è un corso biennale per il conseguimento della qualifica di estetista. Il terzo, della durata di 900 ore, è un corso di specializzazione per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista. Infine, il quarto, da 300 ore, è un corso di formazione teorica per il conseguimento della qualificazione di estetista. Maggiori informazioni, costi e iscrizioni si possono trovare consultando il sito del Villaggio del Ragazzo www.villaggio.org. Domani mattina nella biblioteca di Carasco sarà inaugurato il punto dislessia. Si tratta di uno spazio appositamente dedicato ai disturbi specifici dell'apprendimento. Il servizio è rivolto a studenti, genitori ed insegnanti, ma potrà rivolgersi al punto anche chi, non dislessico, ha difficoltà scolastiche o necessità di indicazioni sul proprio metodo di studio. L'inaugurazione sarà alle ore 10. Per prenotare o ricevere informazioni si può contattare il numero 333 66 30 967. Tutti i contatti anche sul nostro sito teleradiopace.com. Ora gli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 18 ottobre. Dalle 9:30 alle 12 sarà visitabile il Museo del Merletto nella Biblioteca Internazionale Città di Rapallo a Villa Tigullio. Proseguono le mostre di fotografia a Sestri Levante. Momenti estoni e incontro a Palazzo Fasce sono visitabili dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Dalle 16:45 alle 18:15 si terrà il laboratorio di pittura per bambini Nuvole sul mare. Primo appuntamento del ciclo di laboratori Paesaggi di mare, curati da Maria Rocca nella Biblioteca del Mare di Riva Trigoso a Sestri Levante. Il professor Massimo Bacigalupo terrà un incontro intitolato Shelley e Spectacular New Italian Edition alle 17 nella Società Economica di Chiavari. All'Auditorium delle Clarisse di Rapallo si terrà il Local SEO Summit, il convegno dedicato alla comunicazione via internet. L'evento inizia alle 17 ed è aperto alle aziende, ai cittadini e alle cariche pubbliche. Incontro settimanale dell'Arcat Liguria, l'associazione regionale club degli alcolisti in trattamento. Dalle 20 alle 21:30 al centro Benedetto Acquarone di via San Pio X a Chiavari. Il tema della giornata missionaria mondiale 2018 è Insieme ai giovani portiamo il Vangelo a tutti, giornata che si celebra il 21 di ottobre e sarà preceduta in diocesi dalla veglia missionaria che quest'anno verrà celebrata nella parrocchia di San Marziano a Carasco. Sabato 20 ottobre alle ore 21 a portare la sua riflessione sarà Don Paolo Bacigalupo, il tema Imparare dalla missione.
Questa mattina a Santa Margherita Ligure si è svolta la 4ª edizione dell'iniziativa Vai Tranquillo, quest'anno aperta anche alle scuole. Coinvolte le zone della passeggiata e dei giardini a mare. State vedendo intanto le immagini che fanno riferimento all'iniziativa di questa mattina. Presenti gli stand delle forze dell'ordine, tra queste Polizia Stradale, Guardia Costiera, Carabinieri, Volontari di Protezione Civile, FAB, Vigili del Fuoco, le unità cinofile, la Guardia di Finanza, Alpini, ma anche tante associazioni del territorio. Si è trattato di un momento di ascolto, confronto e di conoscenza di tutti gli operatori che lavorano nel campo della sicurezza. E il sindaco di Santa Margherita Ligure questa mattina ha incontrato 3 dei 7 ragazzi che hanno partecipato al progetto Viva la Movida, avviato in estate dall'amministrazione per promuovere un divertimento consapevole e sicuro. Il progetto prevedeva che fossero i ragazzi a parlare ai giovani di droga e alcol all'interno dei locali notturni. L'incontro, vedete la foto, si è svolto a margine dell'iniziativa Vai Tranquillo di cui abbiamo appena parlato. I ragazzi hanno fatto un report dell'esperienza e i risultati sembrano essere molto positivi. Presenti anche gli esperti del CERT dell'ASL 4. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio ad una nuova puntata di Missione Mondo. Questa sera potete ascoltare la testimonianza di Giovanni Parolari, un giovane che lavora a stretto contatto con la missione dei padri Bettarramiti ad Albavilla in provincia di Lecco e che quest'estate ha ripreso un'esperienza di campolavoro in Costa d'Avorio con 18 giovani provenienti da Italia, Francia e Costa d'Avorio appunto. Ha realizzato immagini e interviste, ve le proponiamo appunto subito dopo il telegiornale. Per l'informazione locale ci ritroviamo domattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.